Farmacie sempre più affollate anche da chi deve prenotare un tampone. È così da parecchio tempo, ma non si dovrebbe consentire di trasformare una farmacia in una astanteria di ospedale. Servirebbe soltanto un'apposita ordinanza per evitare il caos, seguendo l'esempio della regione Toscana che si è premurata di regolamentare l'accesso alle farmacie per garantire la sicurezza dei dipendenti e dei cittadini che frequentano le farmacie per acquistare i medicinali e che invece spesso si trovano a fare la fila con chi deve prenotare un tampone. Succede anche ad Agrigento, da dove è partita la segnalazione alla nostra redazione da parte di diversi cittadini che hanno lamentato la mancanza di regole per evitare gli assembramenti all'ingresso delle farmacie dove vengono effettuati i tamponi e dove non dovrebbe assolutamente verificarsi il caso di occupare gli stessi spazi dedicati alla vendita, quando sarebbe opportuno invece creare dei percorsi destinati all'ingresso e all'uscita delle persone che devono effettuare il test. Una soluzione potrebbe essere quella di effettuare i tamponi durante l'orario di chiusura della farmacia per evitare che gli infermieri o i medici addetti, vestiti con la tuta protettiva, si trovino a farsi largo tra i clienti in fila dentro la farmacia. A controllare dovrebbero essere anche i vigili urbani, oltre che i NAS dei carabinieri. In questi giorni non sono mancati gli interventi dei sindacati di categoria che hanno parlato di forte rischio a cui sono sottoposti gli addetti ai tamponi e gli stessi utenti. E poi c'è il problema della privacy, ma rimane soprattutto il problema della sicurezza, anche in presenza di un gazebo che non riesce a separare chi fa la fila e i passanti. Insomma, la questione meriterebbe un po' di attenzione da parte delle autorità nazionali e locali.